Cari telespettatori, rieccoci insieme, sempre supportati dallo SPI-CGIL Veneto, ma non solo. Quest'oggi abbiamo anche l'Auser Veneto e vi spiegheremo anche di che cosa si tratta, quali iniziative, quale ruolo viene ad avere. Come sempre lo SPI affronta questioni che riguardano non soltanto le persone anziane, non soltanto i pensionati, tante volte anche voi ci scrivete, persone che lavorano, che sono ancora giovani, tra virgolette, però guardano avanti alle prospettive che ci possono essere, perché effettivamente il sindacato dei pensionati ha anche uno sguardo al sociale e tanti sono gli aspetti che vanno oltre l'età raggiunta. Purtroppo sono coinvolte le famiglie, sono coinvolte dinamiche di carattere sociale e politico e il tema di quest'oggi è sempre stato particolarmente a cuore al sindacato dei pensionati ed è quello delle dipendenze, in modo particolare la dipendenza, ed è una patologia da gioco d'azzardo. Ci sono dei numeri spaventosi che in virtù di una ricerca condotta dallo SPI-CGIL e dall'Auser sono emersi, che devono far riflettere le famiglie che magari non sono a conoscenza o sanno, però non sanno cosa fare, come affrontare questo tema, devono coinvolgere, far riflettere moltissimo anche le istituzioni, perché le conseguenze e le ripercussioni non sono solo di carattere economico. Allora, per entrare dentro a questo tema molto importante, che avremo modo ancora di approfondire, perché è bene sempre più parlarne, non è una vergogna sociale, assolutamente, ma è una patologia, abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Massimo Cestaro. Ben ritrovato, segretario generale SPI-CGIL del Veneto. Abbiamo il piacere di avere anche, che era un bel po' di tempo che non c'era con noi, la presidente dell'Auser Veneto, Maria Gallo, grazie di essere qui. Grazie. Poi verrà anche il vicepresidente Alessandro Rebonato che interverrà, perché la ricerca condotta è molto importante. Faro acceso su questo tipo di dipendenza questa volta. Sì, abbiamo fatto questa iniziativa, diciamo, sindacato di pensionati del CGIL e l'Auser, perché spesso si parla appunto di patologie, di dipendenze, si pensa molto alla droga, si pensa molto all'alcol, non si pensa mai o quasi mai a quella dipendenza che è il gioco d'azzardo. E quindi noi abbiamo voluto fare un focus su questo aspetto e abbiamo prodotto un questionario distribuito in Veneto, oltre 2000 questionari distribuiti tra noi e l'Auser. Abbiamo elaborato questi dati, ma è stata l'occasione anche per fare il punto un po' più generale su questa situazione e vedere anche l'andamento che ha avuto diciamo, il gioco d'azzardo e la spesa nel gioco d'azzardo negli ultimi tempi. Ecco, qua stiamo vedendo per esempio dei numeri esatto. Allora, se i nostri telespettatori guardano, sono un po' angoscianti. Sì, perché questi qua sono dei primi numeri che danno l'idea della diffusione del gioco d'azzardo. Cito solamente il primo numero, sì. 9,4 milioni di conti attivati per il gioco d'azzardo, oppure l'ultima casellina a destra, 321.000 apparecchi in esercizio tra macchine e video sì, ma attenzione che mi viene da fare subito l'osservazione: queste apparecchiature, queste macchine, queste slot, 42 tipologie di lotterie istantanee, manifestazioni autorizzate con scommessa a quota fissa 7.683, sono autorizzate da lo Stato? Assolutamente sì. Quindi lo Stato ne è a conoscenza, certo, che sta aiutando questa... Assolutamente sì, tant'è che noi diciamo anche che non c'è una legge organica che regolamenta il gioco d'azzardo. Nell'immediato dopoguerra, ma credo una legislazione presente durante il ventennio, prevedeva che ci fossero solamente 4 case da gioco, 4 casinò in Italia. Venezia, Campione, San Vincent e Sanremo. Ecco, negli anni, metà anni 80, primi anni 90, una serie di norme si sono succedute senza una visione organica e questo ha prodotto un'amplificazione straordinaria del gioco d'azzardo.
Aggiungo che diciamo, il gioco d'azzardo attraverso le piattaforme informatiche avevano già avuto una loro esplosione. Durante la pandemia questa esplosione, come si dice, è stata moltiplicata al cubo. Perché naturalmente... Vediamo infatti la slide successiva, esatto, che fa capire l'esplosione al cubo, che cosa è successo. Prego. Esatto, e quindi c'è appunto la diffusione dell'offerta e si vede che solamente Veneto e Trentino Alto Adige ci sono quei numeri che si vedono, che sono numeri veramente spaventosi, ma andando a quella dopo, alla slide successiva, ecco, qui si vedono i primi numeri. Tenete conto che stiamo parlando dei dati del 2021. Il dato, diciamo, del giocato totale al 2021 sono 110.000, quasi 111.000 miliardi. La stima che abbiamo per il 2023 è di circa 135 miliardi. Quindi questa è la dimensione del gioco d'azzardo in Italia. No, ma è bello anche guardare qualche numeretto, sì. Perché giocato totale, cioè 110, prego, quasi 111 miliardi, 110, 111 miliardi. Perdite totali, certo. 15 miliardi 412 milioni. Cioè, infatti la cosa che è piuttosto interessante vedere è che diciamo, fatto questo dato, per esempio in Veneto la perdita media per ogni abitante è di circa 1.600 euro all'anno. Naturalmente la media del pollo, però per dare l'idea di quello che succede. E l'altra cosa di cui pensare seriamente è che 1,2 milioni di persone ha di una dipendenza. 1,2 milioni sono dipendenti, quindi vuol dire che hanno una malattia, è una patologia, sono malati, non riescono neanche a razionalizzare e non andare a giocare, poi parleremo anche con la Presidente. Quindi sono numeri spaventosi, e fatti magari in difetto più che in eccesso. Fatti in difetto, e appunto la ragione, poi insomma passo la parola a Maria Gallo, la ragione per cui noi abbiamo fatto questa iniziativa e anche un convegno pubblico è proprio per dire in particolare a queste persone e anche alle loro famiglie che siamo di fronte non a un vizio, ma siamo di fronte a una patologia. Bisognerebbe avere l'esperto, ma magari approfondiremo in seconda istanza che cosa che ci spiega la differenza, perché questo è il punto, perché allora questo, diciamo, anche le persone e le famiglie si devono convincere che queste sono persone che vanno curate, non vanno condannate o diciamo o altro, vanno curate. E ci sono le strutture? E ci sono le strutture che le vediamo magari dopo. Le vediamo più avanti, esatto. Qui abbiamo un'altra slide che è interessante dare un'occhiata, lo possiamo mettere in onda, che guarda i consumi di gioco, cui lei parlava prima, sostanzialmente come sono cambiati pre-pandemia e poi immediatamente successivamente alla pandemia intorno al 2021, per cui il casino online copre il 50,70% rispetto al 20% prima. Esatto. Questione anche, vabbè, qui logistiche, perché non ci si poteva muovere, si è trovato il sistema, molti hanno tenuto il sistema da remoto, quindi hanno tenuto il casino online, quindi non sono neanche verificabili e controllabili, però è anche un modo per ovviare a una situazione di noia, di solitudine. Esatto, sì, questo è l'altro elemento, cioè la patologia nasce in un contesto nel quale appunto la solitudine, il senso dell'abbandono fa sì che la persona possa trovare, diciamo, attraverso quella strada una qualche propria realizzazione. Va tenuto presente un altro dato, e che è la povertà crescente di alcune fasce, non solamente pensionati, ma anche giovani, cioè l'idea di poter fare il colpaccio giocando al gioco d'azzardo e quindi poter cambiare la propria esistenza con un colpo di fortuna è un'idea che nasce anche da una condizione di povertà.
e quindi il dato crescente di cui abbiamo parlato tante volte, della povertà in aumento nel nostro paese, va di pari passo con l'aumento del gioco d'azzardo, perché le persone provano. Poi abbiamo una slide interessante, magari la vediamo più avanti, di quali sono le probabilità di vincita, e c'è una cosa interessante che abbiamo fatto dove esce che è più probabile prendere un fulmine in testa che non vincere al Superenalotto, insomma, ecco. No, ma ci sono tanti elementi. Con il partnership con l'Auser, che dopo sviluppiamo anche nella seconda parte della trasmissione, la presenza di Auser, come è avvenuta e perché? Beh, diciamo è consolidata da tempo, insomma, direi dalla nascita dell'Auser, che nasce da un'intuizione. No, ma dopo parliamo dell'Auser, ma come mai vi siete appoggiati, avete fatto questa partnership per questo tema specifico? Ne facciamo diverse. Ne facciamo tante, nel senso questa è una delle tante che facciamo, insomma, quindi l'Auser è stato capofila anche in rapporto alla Regione. Infatti è il caso di dire che, diciamo, questa iniziativa ha avuto anche la compartecipazione della Regione, anche dell'Università di Padova, del Ministero. Questo è molto importante sottolinearlo, infatti, sì. Quindi partecipazioni istituzionali di non poco conto, anzi rilevanti. Presidente, l'Auser però, che cos'è? Per chi non lo dovesse sapere, ne abbiamo parlato più volte, questo senza dubbio, ma forse i nostri telespettatori non hanno messo a fuoco bene che cosa fa l'Auser. Allora, l'Auser è un gioiello, tanto quanto il sindacato, è un altro dei beni preziosi che abbiamo come gruppi di lavoro che poi si articolano in varie situazioni. Siete volontari? Sì. Siamo tutti volontari. Questo è importante perché tante volte ci scrivono i nostri telespettatori e ci chiedono ma come si fa a tenersi attivi, perché giustamente parliamo di invecchiamento attivo. L'Auser fa parte di queste opportunità che voi potete avere, assolutamente. Quindi ascoltiamo bene cosa ci dice la Presidente. Allora, Bruno Trentin ha fatto nascere questa associazione a braccetto, insomma, con l'organizzazione sindacale, partendo da un pensiero molto bello. Una volta che si va in pensione, ora bisogna restituire alle proprie comunità quello che come lavoratori abbiamo imparato, sono parole di Trentin, non mie ovviamente, bisogna restituirle alle proprie comunità, perché dobbiamo rendere più bella l'anzianità di chi ha finito il periodo del lavoro attivo. Da lì nasce l'Auser, nascono poi altre associazioni simili, esatto. E poi vi siete sviluppati sempre in quest'ottica? Sì, senza dubbio, perché per noi la presenza e far sentire anche la persona che non è più in impegno lavorativo attivo, come si usa dire, ma è in pensione, è un valore per la comunità nella quale vive e si impegna. E così è, perché l'autogestione dei servizi, questo è l'altro pezzo di acronimo dell'Auser, e vuol dire proprio questo. Vedo quali sono i bisogni della mia comunità e cerco di aiutare la mia comunità a soddisfarli nella maniera più adeguata e corretta possibile. Siamo un'associazione di volontariato grande, molto grande, e siamo orgogliosi di questo. C'è tanto da lavorare e c'è più bisogno di volontari di quanti non riusciamo ad averne. Questo è un messaggio importante, per cui ci si può occupare di tantissimi ambiti che poi con la collaborazione e poi abbiamo una serie di articolazioni per cui ognuno può scegliere il pezzo nel quale impegnarsi, per cui c'è l'attività culturale, c'è il sociale, ci sono anche le gite, ci sono una serie di opportunità, soprattutto sentirsi parte della comunità in cui si è. Allora, la interrompo i nostri ospiti perché restate sul canale 19, continuiamo questi temi e parliamo soprattutto nuovamente della ludopatia, della dipendenza, di una patologia del gioco d'azzardo dopo la pubblicità, tra poco.